Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione per quanto riguarda il nostro audio-video giornale. Apriamo subito con il discorso relativo ai vaccini, perché al proposito della ripresa dell'attività di vaccinazione prevista domani, coloro che avevano ottenuto la prenotazione per la somministrazione nella giornata di venerdì 19 marzo prima delle ore 15, l'inoculazione verrà riprogrammata attraverso il contatto da parte dell'azienda sanitaria. Quelli che invece domani hanno ricevuto la prenotazione dalle 15 in poi riceveranno regolarmente l'inoculazione. A specificarlo è il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. E adesso restiamo in tema con un servizio da Trieste. Governatore Fedriga, inaugurato un nuovo centro vaccini a Trieste, continua la battaglia contro il Covid da parte anche della regione Friuli Venezia Giulia. Sì, i nuovi centri vaccinali che stiamo aprendo in tutta la regione, oggi siamo qua a Trieste, sono proprio degli strumenti indispensabili per rendere più efficace possibile tutta la somministrazione dei vaccini. È chiaro che in questo momento noi abbiamo preparato l'esercito, l'Unione Europea ci deve dare le munizioni, ovvero i vaccini. È inaccettabile che ci sia stato un taglio, secondo le ultime stime, nel primo trimestre del 45% delle dosi che dovevano essere consegnate. Oggi ci dicono che AstraZeneca passerà da 180 milioni di dosi in Unione Europea a 70 milioni di dosi, quindi un taglio di 110 milioni di dosi nel secondo trimestre per l'Unione Europea. È chiaro che questa diventa una situazione inaccettabile. Tutta la comunità, dalla parte sanitaria, ma tutte le istituzioni, a tutte le categorie si stanno mettendo a disposizione concretamente e in modo molto forte per favorire una campagna vaccini veloce ed efficace. Se non ci danno i vaccini però chiaramente questo obiettivo non si può raggiungere. Oggi facciamo un appello alle istituzioni che sono preposte a fornirci i vaccini di farlo velocemente. Dopo io non voglio individuare le colpe dell'azienda, la colpa dell'Unione Europea, la colpa del commissario straordinario, non mi interessa di chi sia la colpa, io non cerco colpi, io cerco soluzioni e la soluzione in questo momento è avere vaccini a disposizione per i nostri cittadini. Cioè il problema è quante dosi arrivano, sapere quante verranno confermate anche rispetto a quelle promesse, perché abbiamo visto che le promesse passate troppe volte sono state smentite da chi doveva fornire i vaccini e quindi oggi certezze non ce ne sono. La certezza che noi possiamo dare è che Regione Friuli Venezia Giulia sta mettendo a disposizione tutte le sue forze per fare una campagna veloce ed efficace. Vice Governatore Riccardi, inaugurato oggi il nuovo centro Covid a Trieste, quali sono i prossimi passaggi nella lotta al coronavirus? Direi intanto bisogna capire la posizione su AstraZeneca, che diventa determinante per la disponibilità dei vaccini, e poi la campagna massiva come stiamo facendo in tutti questi centri, oggi anche a Trieste, questa mattina a Tolmezzo, ieri a Gorizia, prima ancora a Cividale, apriremo Pordenone e in settimana apriremo Codroipo e poi apriremo la Tisana, quindi la campagna massiva prende corpo.
Il sistema sanitario è organizzato per condurre questo importante lavoro. È chiaro che adesso dobbiamo avere garanzie sui flussi e sulle dosi dei vaccini, perché senza quelli le cose non si possono fare. Io conto anche di ridefinire la programmazione completandola degli Euro 80 e partire subito con la seconda priorità definita dal piano nazionale, non quello che ha stabilito la Regione, tutta l'area della vulnerabilità, che è un'altra area importante che giustamente sta pressando, alla quale noi dobbiamo riuscire a dare una risposta. Cambiamo argomento. In un quadro molto severo a livello nazionale, i dati Istat indicano che l'andamento del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia nel 2020 è in controtendenza rispetto alla maggior parte delle regioni italiane. C'è una tenuta generale dell'occupazione, il tasso di occupazione femminile, 58,9%, è tra i più alti in Italia, oltre ad essere tra i pochi in incremento, seppur lieve, 0,3% rispetto all'anno precedente. Rimane sempre il gender gap, ma le differenze tra i generi si riducono man mano che il titolo di studio è più elevato. Lo ha rilevato l'assessore regionale al lavoro, Università, Formazione e Famiglia, Alessia Rosolen, portando i saluti della regione al convegno Donne e Lavoro 2021, quarta edizione dell'evento promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'Università di Trieste in collaborazione con AID FVG, Associazione Italiana Donne Imprenditrici e Dirigenti d'azienda, e MIB Trieste School of Management, con il patrimonio del Comune di Trieste. Parliamo del fatto del giorno, perché chiaramente la notizia ha fatto il giro d'Italia e non solo, il clamoroso errore da parte durante un'esercitazione in quel del Cellina, vicino Vivaro, dove praticamente il colpo di cannone, anziché finire nel torrente, è finito all'interno di un allevamento di polli. Purtroppo ci sono stati degli animali morti, e solo nella mattinata, insomma, di stamattina i titolari dell'azienda si sono accorti del danno. La procura di Pordenone ha aperto comunque un'inchiesta, indagini in corso da parte dei carabinieri. I carri armati impegnati nell'esercitazione sarebbero almeno 4, sono stati posti sotto sequestro. La zona dove si trova l'allevamento è la prima periferia del paese. Da quanto si è saputo, l'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati congiuntamente il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia. I militari non si sarebbero accorti immediatamente dell'errore, perché il colpo non ha innescato alcun incendio. Le indagini della procura dovranno chiarire perché il blindo Centauro ha sparato in direzione del centro abitato, visto che l'area riservata ai tiri si trova in direzione opposta. Ad accorgersi, come detto, dell'incidente sono stati i titolari dell'azienda agricola stamattina, che non riuscivano a darsi una spiegazione del danno al capannone e del decesso delle galline, e hanno chiesto ai carabinieri della compagnia di Spilimbergo di intervenire. I militari dell'Arma, che erano informati dell'esercitazione notturna, hanno collegato gli elementi e risolto quello che sembrava un giallo. Ulteriori chiarimenti e indagini nelle prossime ore. Quello che ci si augura, insomma, che l'esercito provveda a breve del risarcimento danni materiale e anche per quanto riguarda, insomma, il danno economico provocato. Chiaramente il web da questa vicenda, sul web stanno emergendo satira su satira all'infinito. Cambiamo argomento e parliamo di ferrovia, perché ci sono state 2 interruzioni nel pomeriggio lungo la tratta da Venezia verso Udine. La prima, per la precisione, alle 13:50, quando un treno è stato fermato a Casassa della Delizia e viceversa l'altro a Pordenone. Il tutto è tornato regolare intorno alle 14:15 per un incendio in prossimità dei binari, dove sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Polfer. Effetti sulla mobilità ferroviaria, rallentamenti fino a 30 minuti per 2 treni regionali, e 2 treni regionali hanno limitato il percorso. Uno chiaramente si era fermato, come detto, a Casarsa in arrivo da Udine, mentre quello diretto verso capoluogo friulano si è dovuto fermare a Pordenone, autobus sostitutivi. Il secondo stop alla linea invece è venuto verso il tardo pomeriggio,
alle 17.50 per accertamenti sulla linea tra Basigliano e Udine ed è tornato regolare alle 18.40 dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità, rallentamenti fino a 20 minuti per 4 treni regionali in transito. Andiamo a Cividale e poi chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Lavori in corso su via Perusini e via Foramitti per un duplice scopo, sicurezza e informazione. In questi giorni sono sotto gli occhi di tutti i lavori per l'ampliamento dell'isola pedonale e il potenziamento dell'illuminazione pubblica. L'amministrazione comunale sta facendo installare dei nuovi pali della luce con bracci molto estesi sugli attraversamenti più delicati di via Perusini e via Foramiti, che è l'area dove c'è anche il nodo tra la stazione ferroviaria e il nodo intermodale tra gomma e rotaia, tanto per essere chiari, a scopo di rendere gli stessi più sicuri per i pedoni. Lo ha spiegato l'assessore di competenza Giuseppe Ruolo. E con questo chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Vediamo appuntamento domani mattina poco prima delle 9 alle 8.45 per la precisione. Con Linea Diretta Mattina parleremo con l'associazione acquirenti. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, buonanotte a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.